Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti. Questa è Te la rido io l'America, questo è l'appuntamento settimanale su Radio Libertà dedicato al paese a stelle e strisce, per cercare di affrontare la settimana che viene in maniera più informata, in maniera più smart, come dicono gli americani, in maniera più pronta magari per capire meglio tutto ciò che avviene da quelle parti. Importante la notizia di Trump a Notre Dame, con altri 40 capi di Stato, un Trump che quindi probabilmente sta cercando anche di dissipare tutte quelle voci che lo vedono come un presidente che non ha a cuore quello che avviene poi in Europa. Semplicemente tutto ciò che riguarda la discussione fra Trump e gli Stati europei è ciò che riguarda la NATO e quanto gli Stati Uniti finanzino poi di fatto la NATO senza un aiuto sostanziale o comunque secondo gli accordi da parte di tutti gli altri Stati europei. L'Italia, ad esempio, non fornisce il 2% del proprio PIL alla spesa militare ancora in questo momento per arrivare agli accordi NATO, che soprattutto Trump stava cercando di mantenere come buoni. Ma cominciamo anche con quanto riguarda soprattutto quello che è successo questa settimana di molto importante negli Stati Uniti, ovvero l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazioni sanitarie è stato ucciso a New York, si pensa da questo ragazzo in felpa che è stato fotografato più volte, con addirittura uno zaino che sembra sia stato poi rinvenuto dalla polizia a Central Park, un CEO che si parla di Brian Thompson, un personaggio che rappresentava anche tutto ciò che per gli americani era negativo per quanto riguarda le assicurazioni sanitarie, perché United Healthcare, che è l'azienda per cui era amministratore delegato, si tratta di una delle tante assicurazioni sanitarie che non permettevano agli americani di accedere a certe cure, a certi medicinali a prezzi abbordabili per Beh, tutte le famiglie. Quindi si tratta proprio quasi di una persona non grata, si può dire così, e che ha portato anche alla luce i tanti malumori degli americani per quanto riguarda la sanità privata o perlomeno per quanto riguarda le compagnie di assicurazione sanitaria che hanno l'opportunità di fare il bello e il cattivo tempo, e questo non dipende dall'amministrazione repubblicano-democratica, perché Obama non è riuscito a finalizzare l'Obamacare ed è venuto fuori un modello, un trattamento sanitario non adatto poi alle casse federali, e Joe Biden ulteriormente non è riuscito a ultimare il progetto obamaniano di 4 anni prima. Quindi non si tratta né di Trump né di Joe Biden né di Obama, ma si tratta di un modello proprio su cui è basato lo Stato americano, come anche per quanto riguarda ad esempio le università a prezzi alti, che però deve essere supportato da un'ottima o da una buona perlomeno amministrazione federale da parte del presidente, per cercare di far tenere il passo agli stipendi e al lavoro, per compensare tutte queste piccole grandi difficoltà, possiamo chiamarle così. Ma cosa sappiamo poi, tra l'altro, del ragazzo o dell'uomo che ha ucciso l'amministratore delegato? L'omicidio è avvenuto a Manhattan, quindi proprio vicino a Central Park. Siamo proprio nella zona più ricca di New York, più famosa anche in tutti i film, praticamente o sono ambientati a Manhattan o a Brooklyn, e anche la zona controllata poi dalla polizia riguarda proprio tutto il
tutto il confine che delimita il parco e anche lo stesso parco. Un omicidio che veramente ha portato molta animosità all'interno del dibattito americano. Ma andando avanti con altre notizie, quello che è avvenuto in Siria lo avete visto tutti ed è qualcosa ovviamente di mostruoso che speriamo tutti ovviamente che possa terminare perlomeno con l'inserimento di un regime che non sia troppo brutale con i propri cittadini, ma Trump si è espresso su quello che è avvenuto in Siria dicendo che gli Stati Uniti non devono in nessun modo intervenire e interagire con quello che sta avvenendo in Siria. Perché? Perché semplicemente non è considerato un amico da parte di Trump, non è considerato uno stato amico e quindi non deve sobbarcarsi il paese a stelle e strisce di ulteriori costi, di ulteriori sforzi nervosi, possiamo anche chiamarli così, per la propria politica estera. Però il problema ovviamente si tratta dei 900 soldati che stanno in Siria, soprattutto nella zona destinata, tra virgolette, ai curdi siriani. Quindi sono 900 truppe che sono stazionate all'interno dello Stato siriano proprio per cercare di eliminare qualsiasi possibilità di un ritorno di uno Stato islamico per quanto riguarda quindi la Siria. Andando avanti, Trump quindi ha partecipato a Notre Dame, all'inaugurazione della nuova, possiamo quasi chiamarla così, Notre Dame, dove dopo il bruttissimo incendio del 2019, Donald Trump si è incontrato con Macron e Zelensky, il presidente dell'Ucraina, un Trump che ha parlato proprio di un mondo impazzito prima di iniziare l'incontro poi con i due presidenti, e un Trump che vuole subito un cessate il fuoco per l'Ucraina. Ovviamente anche il Cremlino si è espresso dicendo che anche loro sono per la pace a determinate condizioni, ovviamente. E quindi un Trump che ha parlato proprio quindi di una fine veramente della guerra per quanto riguarda l'Ucraina in campagna elettorale e che sta cercando a modo suo, nonostante non sia ancora tra l'altro il presidente eletto in vigore, diciamo, non è ancora lui il presidente ufficialmente, però sta cercando già di tessere i rapporti internazionali. Lo abbiamo visto subito dopo le elezioni all'incontro di arti marziali miste con il fondo privato della famiglia saudita, e lo abbiamo visto anche quindi con Macron e Zelensky più volte per cercare di porre fine alla guerra che sta avvenendo fra i due stati, Russia e Ucraina, però nelle migliori condizioni per tutti. Un Trump quindi che sembra proprio puntare sul pacifismo per quanto riguarda la propria amministrazione. Ha anche parlato di come alcune persone, come i Cheney, la famiglia Cheney, che ha partecipato alla campagna elettorale di Kamala Harris, la famiglia Cheney secondo lui dovrebbe proprio andare in carcere. Ma rimanendo proprio su la Casa Bianca, sugli inquilini della Casa Bianca, la Casa Bianca ha parlato della grazia che ha ricevuto il figlio del presidente Joe Biden. Ha detto proprio la segretaria della Casa Bianca che la grazia è stata emanata per il figlio del presidente Joe Biden soprattutto perché Donald Trump avrebbe minacciato in campagna elettorale di prendersela poi con tutti i suoi oppositori politici che lo hanno danneggiato durante la propria amministrazione, successivamente nella campagna elettorale del 2020 e poi durante l'amministrazione di Joe Biden. Quindi parliamo di una Casa Bianca
che mente praticamente, perché o non mente ed è sincera allo stesso tempo, perché quindi il presidente può interferire sulle indagini federali, quindi il presidente Joe Biden deve spiegare se ha interferito durante le indagini ai danni del presidente Trump oppure no. Quindi queste sono le domande che ci si dovrebbe porre. E proprio Donald Trump, parlando proprio di grazia, ha parlato e ha dichiarato quello che un po' tutti ci aspettavamo, ovvero la grazia per tutti gli imputati al processo per il 6 gennaio, e lui vorrebbe subito concederla il primo giorno del suo insediamento. Parliamo di una grazia, quindi uno strumento che non è usato molto spesso, ma che il presidente Joe Biden ha di fatto sdoganato utilizzandola per il figlio, quando il figlio appariva colpevole e quindi che avrebbe dovuto pagare e riabilitarsi, perché comunque per quanto riguarda anche l'uso di sostanze stupefacenti c'era assolutamente il bisogno di un figlio del presidente che si riabilitasse, e questo sarebbe servito il suo periodo "al fresco", tra virgolette. Ma Trump ha parlato anche di quello che è avvenuto in Siria, non solo per quanto riguarda ciò che dovrebbe fare il paese a stelle e strisce, perché Joe Biden ha cercato, come avete sentito anche durante la rubrica del nostro direttore Sallusti, ha cercato anche di bombardare le postazioni dei rimasugli dello Stato islamico, ma Donald Trump ha parlato proprio di una Russia che si è mostrata debole, secondo il presidente Trump, e perché non ha protetto il suo asset, diciamo, nella zona, chiamiamolo in questo modo, ovvero Assad. Quindi parliamo di un presidente Trump che non le manda dire a nessuno e che è pronto a prendere anche il controllo della Casa Bianca, poi vedremo il 20 gennaio del 2025, ovviamente. Andando avanti con le notizie di oggi, avete visto quasi sicuramente il presidente Joe Biden nel suo primo viaggio in Africa nel 2024, tra l'altro, quindi, e poi a fine della sua presidenza, della sua amministrazione, quindi un bel rispetto per il continente nero. Ma sembra proprio che Joe Biden abbia fatto un'altra dei suoi scivoloni, e ve ne parlo soprattutto perché si tratta di un evento comunque importante, perché vi erano tre stati, perlomeno tre rappresentanti di tre stati, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, la Tanzania e lo Zambia. Il meeting poi si era tenuto anche in Angola, quindi parliamo proprio di un viaggio importante anche per quanto riguarda la politica internazionale ed estera, perché sembra che gli africani non vogliano più avere moltissimo a che fare in alcune zone con noi occidentali, ma parliamo di un presidente Joe Biden che in questo incontro importante non ha fatto altro che quasi sonnecchiare, chiudere gli occhi, dormire e chiamare tra l'altro l'Angola come una città vibrante, descrivere lo stato dell'Angola come una città vibrante. Quindi parliamo di un presidente che non regge quindi viaggi intercontinentali, e che ricordiamo sempre, per questo sottolineo le gaffe in questo momento, che è lui quello a tenere in questo momento la valigetta per il bottone rosso nucleare. Quindi parliamo di un presidente che non è in totale controllo delle sue capacità psicofisiche e che è in controllo però del bottone nucleare. Altre notizie molto, molto importanti: il programma
per il whistleblowing, diciamolo, per gli informatori segreti delle varie aziende, sta portando, a quanto dicono le fonti del Dipartimento di Giustizia, a ottimi risultati, con addirittura 250, chiamiamoli suggerimenti, chiamiamoli informazioni, da parte di questi informatori, che riescono a rilevare anche informazioni che lo stesso Dipartimento di Giustizia non era al corrente. Il programma è stato poi lanciato in questo agosto ed è stato molto, molto importante già in questi primi mesi. Il problema, possiamo dire diciamo, in questa parentesi, in questo inciso, è il mantenere in vita questi informatori, perché per quanto riguarda Boeing, la famosissima azienda che è la costruttrice di aeroplani, i 2 informatori più importanti sono morti in cause misteriose. Possiamo dire così, cause misteriose. Uno per suicidio, l'altro per problemi di salute, ma nonostante il suicidio poi non sembra fosse una delle prerogative del whistleblower, dell'informatore morto. Intanto avete visto sicuramente quello che è successo con TikTok, ovvero la Corte federale obbliga quindi la società cinese a vendere la piattaforma social nel caso vogliano mantenere la piattaforma social attiva. Perché è successo tutto questo? Perché avete anche questo sicuramente sentito esperti su esperti. Il governo cinese detiene una piccola parte di questo social e tra l'altro gli Stati Uniti, ma non solo, anche altri stati come l'Australia hanno vietato l'utilizzo di TikTok da parte di membri del governo o comunque che fanno parte della macchina statale. Addirittura in India, lo stato confinante con la Cina, TikTok come piattaforma è totalmente vietato. Quindi parliamo quasi di un conflitto di interessi, una piattaforma che in questo momento è utilizzata da 170 milioni di statunitensi e che addirittura hanno cercato di protestare davanti alla sede della Corte federale con molti cartelli che descrivono addirittura TikTok come il social che ha permesso a tante piccole attività di poter crescere e pubblicizzarsi. Quindi ci sono tanti fattori da tenere in considerazione, tante importanti anche considerazioni per quanto riguarda TikTok e la politica internazionale. Quindi questo è in realtà il focus principale, possiamo dire il punto più importante del discorso. È una guerra basata sui social, è una guerra basata sui chip dei telefoni, è una guerra basata su anche quale telefono il cittadino americano e non utilizzi. E con quest'ultima notizia di politica internazionale vi saluto, vi auguro una buona settimana, vi aspetto sempre qui su Radio Libertà, grazie per l'attenzione, una buona giornata e una buona settimana. Grazie ancora. We attempted to form a strong political base. Avete ascoltato Te la rido io, l'America. Strength of a potentially destructive force if we don't get freedom. Stai ascoltando Radio Libertà.